Oggi possiamo dire che siamo in fondo al tunnel e la luce è veramente forte. C'è ancora un anno di attesa per vedere finito e completato il recupero della colonia Fara a Chiavari, ma da parte della società che dall'inizio del 2015 sta portando avanti l'intervento c'è fiducia e ottimismo. Entro agosto del 2019 verranno consegnate le opere a mare, tra cui la passeggiata, tempi leggermente dilatati rispetto alle previsioni a causa di una variante al progetto originale che ha allungato l'iter di 3 mesi. Di fatto abbiamo trasferito al lato ponente la piscina che è a raso sotto il centro benessere, verranno realizzati dei box e dei posti auto interrati con l'accesso a levante e sopra ci saranno dei parcheggi a raso che permetteranno l'accesso direttamente alla struttura alberghiera. Oltre 2000 le persone che intanto sabato e domenica hanno approfittato dell'apertura dei primi piani della struttura per visitare gli ambienti recuperati e affacciarsi ai balconi della torre. Un ripristino che interesserà ora gli altri piani di quello che a tutti gli effetti è uno degli ultimi simboli dell'architettura futurista rimasti in Italia. Ad oggi possiamo dire di aver riportato alla luce un monumento, perché la Torre Fara è un monumento, chi risiederà qui abiterà in un monumento con tutte le particolarità del caso. Una di queste, non da ultimo, però pagherà l'IMU al 50%. Tutte maestranze locali, quelle che hanno lavorato e che stanno ancora lavorando? Assolutamente sì, era l'obiettivo, ce l'avevamo posto sin dall'inizio e abbiamo mantenuto. Sono tutte aziende locali che hanno collaborato, che hanno creduto nell'opera, perché è un'opera importante sia da un punto di vista del materiale e della quantità, ma anche da un punto di vista dell'investimento.